Aspettate un attimo, ecco. Sono stanca, Signora Santina! Signora Sì, Santina! sì, che è Omar? Sì, sono già qua, lo so. Sì, sempre bello è stato, bello mio. Che sono andato a fare la spesa, sì. Sì, chiedo scusa se sono qua a casa sua senza di lei, però No, sono arrivato, non c'era nessuno. Scusa, no, deve scusare me che io non c'ero perché che vuoi, Vabbè, lei deve uscire, giusto? Le cose necessarie. Ah, andate a fare la spesa. Sì, ho comprato tante cose, guarda, ho comprato la mela. Ne deve comprare poco. Ah, quindi una pera, una mela, una banana. Una mela, sì, perché noi siamo come due piccioncini. Sì, si vede, sì. La mela la spacchiamo a metà tu e metà io. Ho rotto le carte igieniche, metà tu e metà tutto assieme. Mezzo rotto. Sì, perché ci vogliamo bene, noi guarda, io sono affiatato a mia moglie di una cosa. Vabbè, sua moglie dice che lei è tirchia e lei dice che vi volete bene. Beh, la tircheria, scusa, non è tircheria, quella è parsimonia. Ah, va bene. Sì, parsimonia. Un'arancia. Una sola. No, ma poi si lamenta per la frutta, perché quando ne vuole comprare, a volte mi comprava carteggiate di frutta che andava a musca io una casa a casa, ma ti rendi conto? Ci sarà che gli ho detto deve comprare poco. Sì, siccome lui non me ne dai i soldi tu, non me ne dai. I soldi, come te le devo dare? No, le devi dare più soldi. Perché se li spende tutte, io non ho una misura, Come? Se no, si spende tutti i soldi? Ma se io non fossi oculato e parsimonioso nella spesa, nella spesa sicuramente andremo a rotta. E poi ho comprato, l'uva, perché? Fammi una vedere. banana. Se mi piace la banana, che vuoi? Ma mi piace la banana. Ma una ne ha comprato, solo per lei. Era la banana che la devo dare a lui, io me la devo mangiare la banana. Vabbè, una. Sì, poi ho comprato lo shampoo, per chi sa fare i capelli, perché lui c'ha i capelli tolti. Sì, anche i suoi non è che siano sono da c'è lavare pure. C'è la forza, non è tignoso, è svolto. Vabbè. E poi ho comprato l'intima di Carinzia. Cosa? Sì, perché mi devo pulire, vuoi capire o no? L'intima di Carinzia. Per l'intimo, vabbè, non ci interessa. No, perché l'igiene, per l'igiene io ci tengo all'igiene. Va bene. Sì, poi plurite, c'è il plurite. Pure, va bene. Allora fammi a fare un caffè, fammi la cortesia perché ne ho desiderio. Perché una settimana che mi fa pigliare il tuo caffè. Una settimana. Dove con quattro No, non si arrabbi. È una settimana che mi fa pigliare, come dite voi nel vostro paese? Non lo so. Pigliare significa patire. Voleva il caffè e non ce l'aveva a casa. Gli ho detto compra il caffè, dammi una tazza di caffè che ne ho piene le e poi ho comprato. E poi ho comprato perché lui consuma Che consuma? carta igienica. Carta igienica. La carta igienica? Sì, perché non consuma carta igienica tu. Sì, solo che si lamenta sempre, Coleman. Si lamenta sempre. Sì, perché non te lamenti? Sei sempre certo, il rotolo di carta igienica come lo vuoi comprare? Sì, guarda qua. La carta ne ho comprate due perché i soldi me li dà. Faccia vedere, cosa ha comprato? Ho comprato la carta igienica, guarda, la carta igienica. Lui si lamenta. Come due? Sì, si lamenta, due. Ma due una rotoli? per lui e una per me. Ma come compra? Una per lui e una per me, sì, perché poi si lamenta perché questa carta igienica, se gliela compro dura, che lui non sa che significa dura, perché non sa che significa. E si lamenta che ci dice che è carta vetrata. Dice che è carta vetrata. Se gliela compro morbida, dice i diti ci spuntano. No, signore. Sì, non è vero che ti spuntano i diti. Però soldi non me ne deve dare. Sì, non me ne dà. Ma lasciamo perdere. Signora, scusi, Santina, la vedo agitata. Perché ha comprato solo due rotole allora? Perché mancano i soldi? Perché no, il pacco gliel'ho lasciato e me ne sono fatte due di soldi già ci bastavano. Ho capito, ne ha Me ne sono comprato fatti due soli. Vabbè. Se lui mi avesse dato i soldi, allora io ne compravo un pacco. Gli ho detto compra il caffè, dammi una tazza di caffè che ne ho Quel caffè, io lo faccio, l'ho comprato. Guarda che Omar che vuole il caffè, che non lo so. Che mi chiede e compra il caffè, Sì, ho capito. Ora io lo faccio. Vabbè, lo lascia senza caffè. Vado a fare il caffè. Io lo vado a fare. Sì, ciao Omar. Vabbè. Scusa. Vada. Lascio lavorare, non disturbo neanche a suo marito. Magari ci colleghiamo fra poco così vediamo come va.
Allora, finalmente lei ora mi fa questo bellissimo caffè che è una settimana che lo desidero. Ah, ancora aspetta il caffè, scusi. Sì, Quanto ci vuole per fare un caffè? non lo so. No, lei quando si ci mette lo fa buono il caffè. Sì. Giacomina, Che c'è? Senti, che c'è? Cosa è successo? Cosa è successo? Signora Santina, cos'ha? Si sieda, signora, cosa è successo? Che cos'ha in faccia, signora? la caffettiera! Cosa è successo? Sta pieta la caffettiera! Cosa dice? Sei disgraziato. Come? Mi piccioli alla casa. Ma cosa? Non ho capito, cosa è Sì, successo? mi picchiavi che vuole il suo caffè. Forse lo sapeva, forse. Che cosa ha fatto? Sì, se lo sapeva. Ma che hai fatto, Santina? Ma ti rendi conto? Non sai fare nemmeno il caffè, guarda come sei ridotta. Sì, vedo. Ma che hai combinato? Ma che hai fatto? Ti è scoppiata la caffettiera? Lui voleva che scoppiava la caffettiera perché mi vuole porta. Sì, No, signora, si è fatta male, signora. Le è scoppiata la caffettiera. Sì, oh, guarda, come devo fare? Guarda come sono ridotta. Si è fatta male, signora. Tu sei stato tu. Sì. Perché? No, sì. Forse lo sapevo. Si calmi, signora. No, Si è bruciata, cosa è successo? Si calmi. Non lo so. Ma sicuramente, guarda, Omar non l'ha invitata bene questa caffettiera. Poverino, perché non poverino. sa fare niente. Ma veda se si è fatta male Ma che si è prima. fatta male? Tutta ingeleppate. Cos'è che è? Gileppate, come si dice nel vostro paese? Gileppata. Sì, il cilippo, no? Ah, è sporca. È sporca, tu guarda che pure gli occhiali ma come ti sei congiata? Non sai fare niente, non sai, io te lo dico. Vabbè, guarda, si io calmi. sono pagato, ma te ti arrabbio, non sa fare niente, non sa fare niente. Tu sei stato Chiaro tu. che- Ah! No, vabbè, però stia calma, signora, stia calma. Che è successo? Signora? Signora Santina? Ah, sì. Sì, signora Santina, che è successo? Sono Vabbè. stato in trance. Vabbè, si vada a lavare la faccia, che magari non è niente, ha preso solo paura. Sei dai. stato tu, sei disgraziato. Vabbè, noi salutiamo Casa Citronello, però. Mi vado a Vabbè. lavare. Salutiamo Casa Citronello alla prossima puntata, No, mi sono arrabbiato, magari male mi sta sentendo, mi vedo il secchi sacche. No, sticky sack, no. Va bene. Natale Marco in Casa Citronello. Ci siamo. Vattene a cambiare, Totò, vattene a cambiare. Vattene a cambiare, Totò.